Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo al Teatro Stabili di Catania perché oggi c'è un festeggiamento veramente speciale, i 50 anni dei laboratori nazionali del Sud dell'Istituto di Fisica Nucleare di Catania. Insomma, 50 anni dove sono stati fatti tantissimi progetti e in questi laboratori lavorano più di 300 persone che ogni giorno fanno ricerca per il nostro futuro e per il futuro del nostro territorio. 2 giorni fa, insieme alla professoressa Tricomi, Alessia Tricomi, direttrice della sezione INFN di Catania, abbiamo avuto il piacere di firmare sul mandato del presidente Zoccoli il manifesto per la restanza che è stato proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Siciliani, che è un po' una prosecuzione di quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni. È facile parlare di progetti passati che hanno funzionato, perché i nostri ricercatori, i nostri tecnici hanno creato le premesse per poter realizzare un centro soltanto parziale, soltanto per pochi tipi di tumori. Alcuni pazienti di tumori all'occhio venivano trattati e i risultati erano strabilianti, oltre il 90%, 95% di successo. E questo ha consentito anche di aiutare la nascita e la crescita del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, dove le 3 macchine che iniettano i fasci di particelle nell'acceleratore sono tutte di produzione catanese, sono state sviluppate a LNS. Forse quello più eclatante di cui già il pubblico ha sentito parlare è Chilometro Cubo Net. Sembrava ancora fino a appena 6-7 anni fa un'impresa impossibile, che oggi ci consentono di rivelare neutrini, particelle infinitesimali che vengono dagli spazi più profondi, rivelarli in uno spazio così difficile come quello del mare. 3 chilometri sotto il livello del mare la pressione è 300 volte la pressione atmosferica. Tutto quello che viene fatto lì deve essere con le stesse caratteristiche delle missioni spaziali, e sembrava impossibile 25 anni fa e ora l'abbiamo fatto. Non so dire quali sono le frontiere che saranno aperte, ma è proprio lì il bello della ricerca. Noi mettiamo le premesse, mettiamo la strumentazione, poi verrà qualcheduno più giovane di me che troverà nuove soluzioni e magari penserà quello che io non sono in grado di pensare, perché la ricerca è qualcosa che si tramanda di generazione in generazione e oggi noi stiamo raccogliendo l'eredità e i frutti dei semi che hanno messo i padri fondatori 50 anni fa. 50 anni ma non dimostrati, nel senso che l'effervescenza dell'Istituto di Fisica Nucleare comunque mostra come vi sia stato nel corso degli anni un ricambio che ha garantito una massima attività e capacità anche di azione. In una città in cui il polo delle innovazioni ogni giorno dà degli straordinari risultati, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare era anche un nostro partner per la candidatura a capitale della cultura, perché immaginavamo questa verticalità che si proiettasse dalla sommità del vulcano fino agli abissi grazie al progetto KM3Net, proprio fortemente voluto dall'INFN. Ecco perché il fatto stesso di poter essere partner in un progetto che è dedicato alla cattura dei neutrini, che cerchino di far conoscere quale sia la natura dell'universo, è una cosa che già suscita tantissime emozioni solo a parlarne. Vedete, noi stiamo vivendo un cambiamento di epoca. La società sta cambiando, il mondo sta cambiando, la tecnologia e la scienza sta cambiando, quindi vivremo in un mondo diverso da quello in cui abbiamo vissuto fino adesso, però ci deve essere una cosa portante nel nuovo mondo, che è la scienza, la conoscenza. Ecco, avere dei laboratori d'avanguardia come i laboratori nazionali del Sud di Catania, che lavorano da 50 anni in ambito nazionale ed internazionale, attraggono giovani, attraggono scienziati stranieri. È fondamentale perché la Sicilia, Catania, in un mondo che cambia, nella scienza che avanza e la tecnologia che avanza, possa giocare un ruolo fondamentale.